filtraggio fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario sportivo il rugby. Tutto pronto per un grande evento. Domani, sabato 6 aprile, alle ore 18:30, il Benetton Rugby disputerà l'ottavo di finale di Challenge Cup 2023-2024 allo stadio Monigo di Treviso, contro i sudafricani degli Emirates Lions. Nel turno ad eliminazione diretta e in sfida secca, i biancoverdi ospitano la franchigia sudafricana, come detto, degli Emirates Lions. La formazione di Johannesburg è entrata a far parte dello United Rugby Championship dal 2021. Tratta quindi di una sfida con pochi confronti recenti. Negli URC, a livello di classifica, il Benetton Rugby è sesto con 37 punti, mentre i Lions sono noni a pari merito a 34 punti. Passiamo al volley. Come lo scorso anno si rinnova la rivalità ormai di lunga data tra Prosecco Doc Imoco Volley e Igor Gorgonzola Novara, di nuovo di fronte nella semifinale scudetto che inizia con gara 1, serie al meglio delle 3 partite, in programma questa domenica 7 aprile alle ore 20:30 al Pala Verde. Gara 2 si giocherà mercoledì 10 aprile alle 19 al Pala Igor di Novara. Eventuale gara 3 sabato 13 al Pala Verde. Squadra al completo per coach Santarelli, compresa la capitana polacca Asia Wolosz, che domenica spegnerà la sua 34esima candelina. Biglietti ancora disponibili online su www.vivaticket.it e domenica dalle 19 alle casse del Pala Verde. La partita è compresa in abbonamento. Passiamo ora al basket. 4 vittorie consecutive, ma tutto è ancora aperto. La NutriBullet Treviso Basket vola al Pala Pentasuglia di Brindisi per mettere un altro mattoncino verso la salvezza dopo il fondamentale successo casalingo dello scorso turno su Pesaro, altra diretta contendente per la permanenza nella massima serie. Altro giro, altro scontro diretto, perché domenica alle 18 si affronteranno due squadre che hanno estremo bisogno di punti, con Treviso che occupa la 12ª posizione con 20 punti e Brindisi appaiata a Pesaro all'ultimo posto a quota 14. Nel match di andata disputato al Pala Verde arrivò la prima vittoria stagionale per Treviso Basket con un rotondo 86-60. Basket femminile. Dopo la sosta per le festività pasquali riprende il campionato di Serie A2 che manda in scena la terzultima giornata di regular season. Martina Treviso domani sarà di scena ad Abano per il penultimo derby della stagione regolare. Le Orange vogliono continuare la caccia al quarto posto, mentre le padovane sono aggrappate alla speranza di non retrocedere. Squadra al completo per coach Matassini, eccezione fatta per la lungodegente Pobozzi, con le trevigiane che vogliono dare seguito ai risultati dell'ultimo periodo che le hanno viste vincere 4 delle ultime 5 partite. Palla 2 ore 20:30. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.